Settima corsa dall'Arcoveggio e tornano i cavalli di 4 anni. Sono in 10 dietro l'autostart, la distanza è quella del miglio, 1660 metri. Amanda Lear, Astro delle Badie, Act di Girifalco. Alvaro Soler, Air Force One, attestato Fari in prima fila, in seconda Ale Capar, Amber TR, Aiello Jet, Artiglio dei Venti. Il pronostico è per Act di Girifalco numero 3. BP dell'Annunziata in sediolo. Vicino nella valutazione comunque sia Ale Capar che Amanda Lear. Macchina che stacca in questo momento, veloce Astro delle Badie, conquista la corda. All'esterno rimane invece Alvaro Soler che poi riesce a parcheggiare davanti ad Amanda Lear. All'esterno e invece Act di Girifalco. 200 iniziali. 14,4 veloce lancio per chi guida, vale a dire Astro delle Badie, che dopo 350 metri di gara cerca di prendere in mano, di rallentare l'andatura. 29,9 il passaggio ai 400. Seconda posizione sempre per Alvaro Soler che ha superato Amanda Lear, mentre al largo è rimasto fin dalle prime battute Act di Girifalco che ora si trascina Air Force One e anche gli altri concorrenti che vanno a formare più pariglie esterne. 45,8 intanto il passaggio ai 600, ha rallentato ma neanche troppo Orlando Orlandi in sediolo ad Astro delle Badie. Il giro di gara se ne va in 1 minuto e 8 decimi. A ridosso rimane Act di Girifalco che ha chiuso favorito, ricordiamo, ed è al sediolo di Astro delle Badie. A contatto si mantiene Alvaro Soler, intanto il chilometro in 1,15,6. Gli altri hanno perso leggermente contatto quando i cavalli hanno affrontato la retta delle scuderie e sono ora a metà della quale a 500 dalla conclusione, quando Numero Astro 7, delle Ale Capar, Badie non si lascia squalificato. avvicinare e allunga ancora. 14,9 il parziale. All'esterno sembra avere qualche problema Act di Girifalco che cala leggermente, Numero rimontato all'interno 10, da Alvaro Artiglio Soler. dei Venti, Intanto dalle retrovie cercano di squalificato. farsi luce anche Attestato Fari e Aiello Jet, ma ha preso vantaggio intanto Astro delle Badie, estremo outsider del campo. Astro Numero delle 6, Badie Attestato viene a Fari, dominare squalificato. letteralmente. Il secondo posto sul palo è per Aiello Jet che chiude forte, al terzo Alvaro Soler. 29,8 a chiudere, 1,15,1 ma quota shock, 121 al totalizzatore per Astro delle Badie che Orlando Orlandi ha portato subito al comando. Si è opposto al favorito Act di Girifalco e poi ha controllato la situazione sulla curva finale per allungare con decisione in arrivo e vincere di 3 lunghezze su Aiello Jet, che ha chiuso comunque molto bene a centropista venendo da lontano. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Astro delle Badie, Orlando Orlandi al salchi e al training, il secondo posto per Aiello Jet, mentre al terzo chiude Alvaro Soler.